Tenni invece fa fatica ad esprimersi, vediamo se sono pronte le immagini. Anche oggi qualche striscione, non nei confronti di Bellotto ma ironico nei confronti di questo mal di trasferta. Treviso che arrivava dalla sconfitta di Cesena, vediamo se possiamo sentire anche l'audio dello stadio. Pubblico comunque che è accorso in massa anche quest'oggi allo stadio Tenni, un Treviso che, dicevamo, in casa, Carlo, è una squadra che viaggia a 1000 e già subito nei minuti iniziali di partita ha cominciato a premere sull'acceleratore. È un Treviso effettivamente che in casa lascia poco spazio agli avversari, li aggredisce subito ed è poi un crescendo, ha dei giocatori importanti anche dal punto di vista fisico, per cui diventa difficile, soprattutto sui palloni alti, andare a contrastare i vari Bortoluzzi, i vari Beghetto, Toni. Ha veramente tantissimi saltatori, senza dimenticare poi anche i difensori che sono molto bravi. Eccolo qui il bellissimo gol proprio di testa, parlavi del gioco aereo. Bortoluzzi al 30° ha portato così in vantaggio il Treviso. Sì, ed è un peccato che questa squadra fuori casa non riesca ad ottenere risultati e non abbia ancora trovato probabilmente l'assetto giusto, anche perché indubbiamente il campionato, che è già un ottimo campionato, diventerebbe davvero molto interessante. Savoia che arrivava anche da una crisi, un Savoia che nonostante il cambio dell'allenatore non è riuscito a uscire dalle zone brutte della classifica. Treviso che poi nella ripresa ha continuato ad attaccare, qui si conquista il rigore Toni, è il 60° rigore netto per uno dei gioiellini del campionato di Serie B e lo stesso Toni trasforma con facilità il rigore del 2-0, un giocatore molto interessante, Pippo, e in B ce ne sono tanti che potrebbero giocare tranquillamente in Serie A al posto magari di tanti stranieri che hanno il nome, no? E poi qui tocchi un tasto dolente. Sicuramente ci sono tanti bravi giocatori in Serie B che magari non viene fatta pubblicità per quello che è il loro valore. Come hai detto te, magari a volte si va a cercare fuori all'estero giocatori che qui in Italia non giocherebbero nemmeno in C2. Sì. E qui abbiamo visto il gol annullato al Savoia. Poi nei minuti finali c'è ancora il Treviso che attacca, c'è il ritorno in campo dopo parecchio tempo di Fabiano Ballarin, ex compagno di squadra proprio di Pippo e di Ivone, che è dovuto andare a Treviso per trovare spazio, trovare una maglia da titolare. Qui ancora Beghetto che cerca assolutamente quel gol, e poi ecco lo striscione: cercasi Treviso la trasferta, e poi un altro www.tuvedar che insomma il Treviso perderà anche a Monza. Insomma lo striscione ironico da parte dei tifosi. Poi arriva anche il gol di Beghetto al 92°, gol del 3-0. Abbiamo visto anche l'esultanza abbastanza misurata da parte di Gigi Beghetto, che però è un giocatore sicuramente anche lui pronto per il massimo campionato, segna così al volo dopo la respinta del portiere. Sta disputando tra l'altro un grandissimo campionato e anche dal punto di vista della volontà mi sembra più caparbio, più volitivo rispetto agli altri anni, più maturo, sicuramente meriterebbe la massima serie. E qui l'espulsione che ha fatto infuriare Bellotto, l'espulsione di Bellucci, perché ancora una volta il Treviso, rientriamo in studio, ha dovuto giocare in 10 uomini, e ancora una volta Bellotto dovrà rinunciare a dei giocatori per la prossima partita, un po' un'emergenza che continua. Poi avete visto il rigore sbagliato naturalmente da Biancone. Bellotto che appunto a fine partita ai nostri microfoni si è sfogato, uno sfogo anche nei confronti dei suoi giocatori, da cui pretende più attenzione. Allora, se è pronta l'intervista di Gianfranco Bellotto realizzata dal nostro collaboratore Umberto Sente, vediamo cosa ci ha detto il tecnico del Treviso. Un Bellotto scatenato, non è la prima volta che Bellotto a fine partita reagisce così, anche dopo delle vittorie. Bellotto che però secondo me ha ragione, perché una squadra come il Treviso non può rinunciare ogni partita a 6-7 giocatori. Vediamo se è pronta l'intervista di Gianfranco Bellotto. Tutte le domeniche mi trovo, ma questo è una constatazione di fatto che mi fa arrabbiare. Tutte le domeniche ti trovi 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, cioè una formazione continuativa non l'ho mai potuta mettere, e il mio rammarico è quello. 3 partite di seguito proponi la stessa formazione, perdi 3 partite, pazienza, ma così no, così c'è anche questo dispiacere che non lo posso neanche trasmettere, perché cosa posso dire ai miei giocatori? Che siamo ingenui, siamo in Serie B, l'ingenuità è una componente che ci paga. Una situazione così, e l'ho detto anche ai tuoi colleghi,
È una situazione pericolosa, perché per raggiungere una salvezza, dovendo cambiare formazione tutte le domeniche, è un pericolo enorme. Inutile che stiamo qua a dire in casa, in trasferta. Questa è la realtà, purtroppo. E io adesso mi ritrovo dentro, sono contento e vado a casa e devo pensare chi devo mettere la prossima domenica. Bianco si è rotto i crociati, Bellucci squalificato. Ragazzi, questo è il campionato di Serie B, stiamo attenti perché è dall'inizio del campionato che andiamo avanti così, bisogna arrivare a 46 punti, questa è la realtà, perché poi in casa essere obbligati a vincere tutte le domeniche è un rischio grosso. Cosa dobbiamo dire ai giocatori? Niente, che siano un po' più attenti e che abbiano un po' più di esperienza, però ci troviamo in Serie B e dire questo, ditemi voi. Che dici di questo sfogo dei tifosi del Treviso, esposto anche in tono abbastanza ironico, con un tu vede che magari non vinciamo neanche a Monza? Ma io più che ironico lo vedo simpatico, no? E questo è un incentivo per la squadra, non direi ironico. Hanno fatto bene, sono cose simpatiche anche per spronare la prossima partita. Ecco, il Treviso non vince in trasferta da fine 98, che cosa manca alla squadra quando va fuori casa? Ma manca che abbiamo un po' di sfortuna, perché quando abbiamo precedentemente fatto il gol ce l'hanno anche annullato, e un po' di fortuna, un po' più di personalità.